Una pioggia di contributi statali ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza di edifici e viabilità. Una manna che il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle amministrazioni locali che ne hanno fatto richiesta, o meglio, che hanno avuto la lungimiranza di programmare, proporre, pianificare il futuro del proprio territorio. Alcuni esempi virtuosi arrivano da Rosà, che si è aggiudicata 2 milioni di euro a fondo perduto, Marostica, che porta a casa 1.200.000 euro, e poi Cartigliano, che riceve 1 milione di euro, Schio 950.000 euro, Rossano Veneto 600.000 euro, Tezze sul Brenta 400.000 euro. Sotto questa pioggia salvifica e mai come in questo momento fondamentale per le amministrazioni comunali, la grande assente è Bassano del Grappa, che rimane a bocca asciutta. Un'assente ingiustificata, perché di certo alla città e ai suoi cittadini avrebbero fatto comodo risorse a fondo perduto per risolvere problematiche o più semplicemente per migliorare la qualità della vita di chi abita, di chi lavora, di chi viene a visitarla. Niente da fare, ma la cosa più grave non è questa. Nell'allegato A del decreto di assegnazione vengono elencati i comuni beneficiari del contributo e, come detto, Bassano non c'è. Ma l'assenza che stona maggiormente è un'altra. Nell'allegato B, infatti, il Ministero elenca i comuni a cui non ha concesso contributi. Ebbene, il nome di Bassano del Grappa non figura nemmeno qui. In altre parole, l'amministrazione Pavan non ha fatto richiesta, non ci hanno nemmeno provato. È rimasta ferma, come chi non ha idee, non ha progetti, non ha futuro. Una mancanza che è più di una colpa, perché ha penalizzato la comunità e tolto alla città un'opportunità importante. A questo punto, se i cittadini non possono contare su un'amministrazione che tuteli i loro interessi, viene da chiedersi se nell'amministrazione del cambiamento non ci sia da cambiare qualcosa.